La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Ci troviamo a San Giorgio di Nogaro, nell'azienda Chemira. Friuli Lavoro sbarca finalmente in azienda, qui in collaborazione con MAV. Oggi faremo il punto delle ricerche aperte in Chemira, dei loro fabbisogni professionali e anche della formazione che erogano i dipendenti. Ovviamente prima, e adesso partiamo, un excursus sull'azienda e che cosa produce. Siamo entrati in Chemira, abbiamo ricevuto anche i dispositivi per la protezione. Alla nostra destra potete vedere il parco serbatoi e invece, sempre con l'ausilio delle immagini di Paolo Bassi, fra un po' alle nostre spalle vedrete l'impianto enzimi. Qui con noi c'è il direttore dello stabilimento, il dottor Tapparelli, che ringrazio e a cui chiederei di spiegare questi primi due step, quindi il parco serbatoi e l'impianto enzimi, e poi che cosa produce Chemira. Allora, abbiamo alle nostre spalle il parco serbatoi dove noi stocchiamo tutte le materie prime in forma liquida. Queste sostanze arrivano tramite autobotte e poi i nostri operatori le caricano nei silos pronte per essere usate nella produzione. L'impianto enzimi invece? Ecco, alle nostre spalle c'è appunto l'impianto enzimi che è nuovo, è stato costruito l'anno scorso e messo in produzione all'inizio di quest'anno ed è molto importante per noi perché ormai nel mondo si sta passando dalla chimica tradizionale alla biochimica, quindi con questo impianto noi produciamo degli enzimi che poi utilizziamo all'interno del ciclo produttivo. Ecco, ma Chemira che cosa produce in sintesi? Ecco, Chemira produce polimeri, non nella forma che noi conosciamo, cioè come plastica, ma produce delle sostanze liquide o in polvere che sono utilizzate per tre applicazioni fondamentali, cioè nel trattamento acque come polielettroliti, quindi purificano le acque. La seconda applicazione importante è nel settore cartario, quindi diciamo danno consistenza per esempio alla carta che noi conosciamo, sono usate nella patinatura della carta. E un altro settore importante è il settore petrolifero che si sta sviluppando negli ultimi anni. Ecco, adesso nel nostro step andiamo nella sala monitor. Adesso ci portiamo verso i reparti produttivi che sono gestiti ovviamente tramite computer e quindi tutti questi computer sono stoccati in una sala controllo. Andiamo. Eccoci arrivati nella sala monitor, sempre in compagnia del direttore dello stabilimento Tapparelli. Tapparelli, qui in Chemira, a San Giorgio di Nogaro, quanti dipendenti avete e quali sono le tipologie professionali che avete nei vostri colleghi? Allora, qui a San Giorgio lavorano attualmente circa 120 persone, la maggior parte in produzione, e le figure professionali che normalmente sono impiegate sono di tipo tecnico, quindi in produzione, come vedete qui in sala monitor, sala controllo, abbiamo periti chimici, è chiaro che in manutenzione per esempio abbiamo periti meccanici, poi ovviamente negli uffici tecnici ci sono ingegneri e laureati in chimica, nell'ambito poi dei laboratori di qualità e controllo abbiamo anche in questo caso diciamo, persone che sono provenienti dagli istituti professionali di chimica. Ecco, è molto importante questa parte dei laboratori e della parte di ricerca, e adesso è dove proprio stiamo per andare e quindi ci vediamo fra pochissimo. Siamo approdati nei laboratori di ricerca, dottor Tapparelli. Ecco, che tipologie di professionalità voi ricercate qui in Chemira, dove ricordiamo a San Giorgio avete 120 dipendenti? Allora, qui siamo nel laboratorio di ricerca, anche questo molto recente, e ovviamente qui si sviluppano i nuovi prodotti della Chemira, si sviluppano i nuovi processi perché la società è fortemente innovativa. E ovviamente le professionalità ricercate sono laureati in scienze chimiche e in scienze biologiche, queste sostanzialmente le figure che noi ricerchiamo. Che tipologia di ruoli poi? Ecco, come diciamo, ricercatori sostanzialmente, come diciamo, persone che appunto sviluppano, è una ricerca questa non diciamo, finalizzata a
alla brevetti o alla letteratura, ma finalizzata allo sviluppo industriale dei prodotti di Chemira. Quindi è una ricerca, diciamo, di tipo applicato, con impianti pilota per esempio e con prove pratiche, come vedete nei nostri impiantini di laboratorio. Ecco, ma riguardo alla formazione invece, che politica avete per la crescita, per il lifelong learning dei vostri dipendenti legato appunto alla formazione? Ecco, la società ovviamente, puntando molto sulla ricerca, è molto attenta alla formazione dei dipendenti. Le do un dato indicativo: l'anno scorso diciamo che abbiamo avuto un numero di 60 ore, no, per addetto di formazione. Vuol dire che le persone hanno speso 60 ore del loro tempo nell'anno per imparare. Ecco, facciamo corsi di vario tipo, corsi tecnici, corsi di tipo manageriale, per far crescere le nostre persone. Tenga conto che l'età media in Chemira, San Giorgio, è di circa 30 anni, quindi sono tutte persone molto giovani e con spirito, diciamo, noi riteniamo anche innovativo, ecco, verso la tecnologia. Bene, ringraziamo il dottor Tapparelli per questa visita aziendale e per le informazioni che ci ha dato su Chemira. E tra poco ci ritroveremo all'esterno assieme a Iara Cantarutti, dove vedremo invece il rapporto che c'è stato fra MAV e Chemira in una collaborazione finalizzata all'inserimento proprio di giovani qui in azienda. Ci vediamo tra pochissimo e grazie ancora al dottor Tapparelli. Grazie mille. Grazie. Dal laboratorio di ricerca ci muoviamo esternamente qui nello stabilimento sempre di Chemira. Siamo in compagnia di Iara Cantarutti, buongiorno, di MAV. Cantarutti, voi state collaborando con Chemira per portare a bordo di questa azienda dei giovani periti qua della Bassa Friulana, un progetto anche che ha una finalità sociale volta ad aumentare l'occupazione qua in questo territorio. Sì, nel 2017 abbiamo deciso di coinvolgere Chemira nel nostro progetto Young at Work, proprio perché, come diceva benissimo il dottor Tapparelli precedentemente, c'era la necessità di inserire in azienda neodiplomati in chimica. E abbiamo appunto attuato un'attività di selezione all'interno della scuola, appunto i 10 ragazzi interessati a Chemira che hanno partecipato al training, 3 poi sono stati i ragazzi che hanno passato la fase del colloquio di selezione e 2 sono stati appunto inseriti direttamente in Chemira in azienda il 1° agosto del 2017. Tutt'oggi i 2 ragazzi sono in forza in azienda e hanno appunto attivato un processo di formazione specifica e qualificazione all'interno dell'azienda. Il progetto verrà attuato anche nel 2018? Sì, il progetto verrà attuato anche nel 2018, tant'è vero che appunto il dottor Tapparelli ha svolto la presentazione dell'azienda presso l'istituto e ad aprile inizierà il training di 5 ragazzi che abbiamo preselezionato per l'azienda. Perfetto, ringraziamo quindi la MAV e la Cantarutti anche per questa testimonianza qui in azienda e ci diamo appuntamento a un'altra puntata di Friul Lavoro, anche questa in esterna. Ci troveremo con l'azienda Tema a Pordenone col collega Micheluz. Arrivederci a tutti. Arrivederci. La rubrica Friul Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.